Abbiamo appena ricevuto i dati turistici per il 2019 da parte della Regione e non possiamo che essere soddisfatti. Belluno continua infatti a crescere sia per quanto riguarda gli arrivi che per quanto riguarda le presenze. In particolare con le presenze abbiamo sfondato il tetto delle 175.000 e questo è un segnale sicuramente importante. Sappiamo che a livello globale la tendenza è quella di vacanze più brevi e più frequenti, mentre a Belluno continuiamo a crescere anche per quanto riguarda le presenze, quindi vuol dire che la città funge da catalizzatore per diverse attrazioni e questo è sicuramente importante. Importantissimo anche l'aumento delle presenze straniere, sono salite di quasi il 20% rispetto allo scorso anno e questo è un dato sicuramente positivo. I mercati di riferimento non sono cambiati rispetto agli anni scorsi, quindi vuol dire che abbiamo fidelizzato e potenziato i mercati che già avevamo. Quindi i turisti che vengono da noi si trovano bene e quando tornano nei loro paesi d'origine il passaparola non può che essere positivo. Il periodo più significativo per quanto riguarda gli arrivi e le presenze rimane l'estate, ma rispetto all'anno scorso è cresciuto molto anche l'autunno, sicuramente grazie a tutte le iniziative che sono state organizzate in quel periodo da Oltre le Vette al Natale delle Dolomiti. È evidente che quest'anno registreremo ben altri dati, però anche in questa situazione difficile Belluno ha la possibilità di emergere. Siamo da anni ai vertici delle classifiche per la qualità della vita ed è proprio su questo che dobbiamo lavorare, per rafforzare nell'immaginario collettivo l'idea di Belluno come una città attenta all'ambiente e alla salute dei suoi cittadini e dei suoi turisti. Siamo ovviamente in attesa delle indicazioni specifiche da parte del governo e della regione sulle modalità di riapertura delle attività turistiche, ma stiamo già lavorando con tutti gli attori per farci trovare pronti quando queste arriveranno. Circa la metà dei turisti italiani vengono dalle regioni vicine alla nostra e quindi è proprio da questi che ripartiremo. Belluno quindi capitale delle Dolomiti, ma anche della salute.